Un'altra operazione dei carabinieri della compagnia de Vitti pro iscoperrere chi è a cercare di uccidere a Giovanni Cabua, 69 anni, ex vice sindaco de Luvula, col fiuto de una paia fusilata a corso dell'azienda sua su battor de lampadas de su 2014 in località de Nurai. Fertua una pale e un braccio, somine vitistau su corso e aiuto a Sispidale de Nugoro in elicottero. Custumanzano, carabinieri della compagnia de Vitti, diretta dai su capitano Fabio Saddi e sul militare della compagnia e squadriglias e cassadores de Sardigna hanno arrestato Zoschi di Anade per a schircao de uccidere a Cabua. Sos particolares sono stati esplicati custu vorta e in sintesi di una conferenza stampa. In Sant'Andria sos carabinieri hanno arrestato un allevatore de Barantac-in-Bannoso che si accusa de a schircao de uccidere sex vice sindico. Sun caionande problema serios a sa circolazione stradale, ponendo in pericolo os pedonese, son niulachis in sa pastera parti traffico de carrera brigata Tattari in Nugoro. S'arteria de Sorfundoso e sa scambasa a Ispartasa s'hanno appiccato su l'occhio in sa scorsiar de marcia e oramai toccano a vinzasa sa carrozzeria de sarvetturas chi bitrabicana. Sos pedones in bezzese, che sono occupados de son niulachese, in pericolo de los investire. E speius puru quando cominciate a scuricare. Un problema vezzu che in questo tempo su impediti di trabicare in sicurezza sa carrera che arribata proprio in dennantir de municipio. Bicheret un intervento pronto desas autoridades competentes e proponere in sicurezza una desas carreras principales de Nugoro ove va traffico meda a de die e a de notte. S'amministrazione nova ha ereditato dai cussavezza un montone de problemas e de sicuro binda tatterar de quistiones e chi sono impinnandes aggiunta ghiada dai su sindicu soddu. Ma cussa de su decoro urbano e de sa sicurezza de sos caminos deve essere considerata una priorità in una città che mescamente a Manzano è trafficata meda. A Murrizzi un upore de sinzalaciones e prosa periculosidade de carrera brigata Tattari. L'arzirammusu a chiede dovere chi si spera che cantu prima isorva su problema. Senza un intervento strutturale che destinete dinari a sos comunes de sa Sardigna de Mesu, si spopulamentu di a poter diventare sa normalidade e non sa ta poter firmare prusu. Pro cussu toccata de investire a su mancu 50 milioni de euro a s'annu pro dare un ubenidore a sos sardoso de sa Sardigna de Mesu. Estesa proposta fatta dai sos riformadores, che promedio de sos ufficios issoro hanno maniato una specie de piano Marshall pro custu territorio de s'isula. Si spopulamentu in custo orzassoso in sos ultimos annos est aumentau e sos sindicos che sono istraccor de lunarrere, si leghet in una nota de sos riformadores. Una voce de allarme che sa giunta regionale non intende e non piccat in consideru. Sa classe politica sarda no atta per una cussenzia de su disaccatto chi è scapitande, casu dannu quando er fatto non sa pode sprur rimediare e morinde sos comunes minores de sa Sardigna de Mesu di ammorrere sa Sardigna entrega. S'isula di fatti sa registrau un calo demografico de prur de 9.000 abitantes e pezzi in sos ultimos 15 annos e sono mescamente esor giovanos, iscrivene esor riformadores, chi si candana a dolumannu issoro. Sorzassos de sa Sardigna de Mesu sun perdende abitantes sempre de prusu, mentre se sos comunes de sa costera o a Furiu de Casteddu de sunu balanzande sempre de prusu. Secondo sos riformadores sa regione depete impresse va che scarchi cosa pro custu disaccattu. Una prima iniziativa urgente che deve fa che sa giunta regionale e che sos riformadores sardos hanno zai abbozzao este de mudare sa manera de partire su fundu unico in favore de sos comunes de sa Sardigna, chircando de favorire sos comunes desinternu rispetto a cussor de sa costera chi indana prus pacu bisonzu. Atteras polemicas pro sa steracchiar militares sin crear de sa richiesta fatta dai su presidente Pigliaro a su governo de ponere a disponimento de sos sardos ispiaggias chi como che scommo sun sutta su controllo de sas forzas armadas italianas. Sa litera che in sa cale Pigliaro pedita su sutta segretario De Vincenti de isorbere sa chistione de sa steracchias apparet una brulla. E a lunare resta Stefano Turris, consigliere regionale de Forza Italia Sardigna.
A un'ala bestunu populu chi peditis a possibilità de gestire su territorio suo. A Sattera bestunu comparto importante che a cusso desa difesa chi lamenta tasa difficoltà de programmare attivitades addestrativas e pro acconzare esas cosas si pediti de poter impreare duasi spiaggias. Si in questa maniera su presidente Pigliaru pessata de satisfacere esa volontà de autodeterminazione de su populu sardu e tranquillizzare esa difesa da tabiere chi è proprio un dilettante. In sinteri, in sa questione des asterachia militares beste sa possibilidade de vachere un referendum. Sos associos indipendentistas e antimilitaristas sono traballando a sardimandar de ponner in su referendum e tra pacu a cominciare a collire sar de chemizzar firmas necessarias. Esta è una rivoluzione tecnica, sa chier mandanda denanti su nugur in custas oras, medas sos cambiamentos in sa formazione che ha giocau in su campionato anno passau. A pustisi de sa conferma di Alessandro Cadau, oie sa sociedade ha fatto sas primas comporas, e totus giovanos, a conferma che su progetto previditi deva che rientrare pur giovanos italianos e stranzos in sa formazione. Su mercato de su nugoro le scurande su presidente Michele Artedino, che in sa collaborazione de su direttore sportivo Vittorio Tossi, conferma dell'anno passato, e del suo consulente de mercato Francesco Cerulli. In sas ultimas oras aduncas sun arribauso su centrocampista senegalesu classe 96 Abdou Fall, su centrocampista romano Alessandro Biagiotti classe 95 chi s'hanno passato viti in sostiamare, s'attaccante Federico Alonzi classe 96 de Frascati, su centrocampista romano Jacopo Nuovo classe 97 in forza in su settore giovanile de Saternana. In difesa arribano Fabio Ferrara classe 1991 chi in su campionato passato ha giocavo in su Sorrento e Giacomo Pingitore classe 1996 difensore de Viterbese. In intro echida sa sociedade contatta de tancare che in sa sconfirma de Daniele Bianchi, Federico Boi, Roberto Cappai e Alessandro Pugeddu. Pro su portieri sono in trattativa sa chi Massimo Varda de Silanus classe 1995. Su Nugoro ata a cominciare su ritiro su 28 de tribulas e protandos allenatore Mariotti di adeperare bellettotu sul giocatore desa formazione a disponimento. Custu Manzano ha presentato sar dimissiones e pro caioner familiares e impinnos professionales Pascale Mereu, responsabile di su settore giovanile in sus ultimos 4 annos.